707 giorni. Dio, quanto mi è mancato tutto questo. Già, 2 anni. 2 anni dalla mia ultima gara ufficiale in un campionato. E questo digiuno finalmente si interrompe in quel del South Garda Karting per la prima tappa del campionato Karting Veneto, organizzato da Futura Corse. Tra l'altro è una prima volta per Futura Corse in un impianto di questo calibro e non sarà nemmeno l'ultima, perché come sapete in calendario c'è anche Jesolo, per cui tantissima roba. E ci sono tante novità rispetto a 2 anni fa, ve lo devo dire. Partiamo da il mio migliore amico, ovvero il mio Zamper ZZ35, che come vedete ho modificato un po'. Ho deciso di mettere la One RS sopra qui per sfruttare al massimo quella che è la caratteristica telecamera 360, ovvero il poter vedere a 360 gradi e non perdere neanche un'azione di quello che succede dietro, per intenderci. È un esperimento, se va bene lo terrò per tutta la stagione, al massimo torno qui ad averla sempre sul mento come sempre stata. In più ho anche qua all'interno la Go 2, perché così voglio realizzare dei POV dall'interno della visiera un po' particolari, visto che comunque vanno molto di moda. La novità è che questa è la mia prima gara in assoluto qui al South Garda Karting. Ho sempre girato con mezzi diversi dai rental e soltanto per test. Ho girato col 100, col KA se vi ricorderete, col Brix, però questa sarà la mia prima volta qui nel cartodromo bresciano e dovrò imparare un bel po' di cose, visto che non conosco le traiettorie, i punti di attacco, insomma sarà una gara veramente tosta. Ma credo che la novità più importante sia un'altra, ovvero la zavorra naturale. Se c'è stato sempre il mio tallone d'Achille negli anni passati, questo è stato il peso. Ebbene, dovete sapere che ho perso la bellezza di 10 kg. È fatalità da quando ho cominciato a convivere nel gennaio dell'anno scorso. Di solito è il contrario, sbaglio. Fatto sta che non mi sono mai sentito così tanto leggero da quando corro in kart. Veramente sono super felice, sono in formissima. E mi sa che oggi ci scappa pure la zavorra. Sono curioso di vedere quanto sarò in pesa in tenuta da gara. Ma adesso devo correre perché sono un po' in ritardo, è giunta l'ora del briefing. Allora, è il momento della verità. La sorte ci ha dato il kart numero 9, che se viene mantenuto quello dell'Ironman che hanno fatto prima di noi, speriamo bene. Il format è molto semplice, avremo 8 minuti di qualifica tutti insieme appassionatamente, quindi siamo in 32, per poi venire divisi in categorie, quindi la rookie e la pro. L'obiettivo di oggi è cercare di fare il meglio possibile, perché il livello non lo conosco, per cui non saprei onestamente chi potrebbero essere i miei avversari più agguerriti. Ho visto gente che mi sembra abbastanza navigata, per cui vedremo il da farsi e vediamo il responso della bilancia quanto è, perché se sono 85 kg sono a cavallo, infatti quello è il peso minimo. Il responso è 82? Cazzo, devo mettermi 3 kg, 3 kg di zavorra. La prima volta in assoluto, ragazzi, non ci credo, sono in panico. Oddio, quali sono? Bella roba, non mi ricordo più quali sono le zavorre. Dove stare 3 kg? Oddio. A few moments later. Ok, la situazione è questa. Devo usare 5 kg per andare a 85, perché sono 82 come avete visto. Verifichiamo subito in pesa cosa succede. 87, peccato. Ah, che balle. Volevo essere 85 giusti, almeno con vantaggio. Vabbè, anche se sono 2 kg, sperando che non siano così tanto deficitari, mi dovrebbero garantire almeno forse un pelino di prestazioni in meno. Speriamo bene, va. Oh, luce San Siro o luce Leonardo del Garda, visto che siamo in zona. 32 kart, mi viene già il panico per il traffico. Tempo, fatemi sapere come vi sembra questa inquadratura con la Insta360. Un esperimento che avevo fatto a Vo col Tillotson, devo ammetterlo, sono nervoso. È da tanto che non sentivo questa adrenalina, il nervosismo, e devo ammettere che mi mancava. Porca miseria se mi mancava tutto questo. Come ho detto prima, è la mia prima volta che guido i rental qui al South Garda Karting, dovrò capire un po' le traiettorie, chissà se c'è qualche locals così da poter capire meglio come interpretare le curve, perché comunque pista della Madonna, è rinomata a livello internazionale e quant'altro, ci sarà da divertirsi. Via! Prima qualifica dopo tanto tempo e prima qualifica della stagione. Bello reattivo sempre sto kart qua, bello puntato in avanti per le sezioni tecniche, col cane.
Oh, subito fuori! Gente fuori subito! Mamma mia! Scusa! Stavo per fare come Verstappen a Nürburgring in mezzo! Oh! Tutto sterzo qua! Porca boia, qua bisogna frenare per forza! Dai che c'è un po' di spazio, dai! Non può remare! Non è sempre da andare push con i rental, Scusa! Wow! Devo evitare quel dosso là! Boia, mi scivola come una merda. Ah, che schifo, sono al limite. Ho visto una posizione che non mi piace. Porca puttana, oh, scivola un casino sulla quadra là. Ah, merda. Dai, ultimo giro. Non ho neanche visto la posizione che sono. Bella pulita qua. Salta. Non sembra male. Spero di aver fatto un 1.06. Adesso andiamo a vedere i tempi delle qualifiche. Ecco, quando si dice che i rental sono tagliaerba è proprio questo quello che intendo. Vabbè, lasciamo perdere, battuta a parte. Vai. Aspetta, la zavorra mi sono in mente il gas, non sono abituato. Allora, andiamo a vedere i tempi, se c'è qualcosa di interessante. Buono, 6-1, settimo tempo, non male, si va nella Pro, siamo tutti lì però, a parte avere Naso che c'ha un 4-9, 5-1, un buon settimo posto, 6-1, però 6-1, cazzo ero al limite, potevo fare P4. Dopo arrivare alla P3 è un altro discorso. Però cazzo, siamo tutti vicinissimi coi tempi. Molto buono, non me l'aspettavo. Vabbè, adesso andiamo in gara e vediamo di portare a casa questa prima gara dell'anno, va. Non vedo l'ora. Bene, per questa gara avremo il numero 7. Ho visto poi i tempi che ha fatto e speriamo che fosse dovuto più al pilota che altro. Siamo in 15, non in 16. Ho capito un po' di segreti su come girare qui a Lonato, per cui dovrò metterli in pratica, perché il concetto del rental karting è semplice, delle volte è meglio andare più piano per andare più forte. Lo so, è un controsenso, ma il concetto del guidare mezzi come questi è quello. Vediamo di non fare figure di merda, perché siamo tutti vicinissimi nella Pro, a parte Angel che ha fatto la pole, ma i primi tre comunque, ma siamo tutti lì dal quarto fino al 15esimo, eravamo tutti lì in 1-2 decimi, per cui sarà bargata serratissima. Io poi pago anche l'inesperienza di non aver mai girato qui, quindi speriamo bene. Andiamo direttamente in griglia di partenza. Approfittiamo per scaldare le gomme perché l'umidità è calata, bisogna fare molta attenzione, le temperature sono scese, ma le gomme comunque sono calde. Sento che comunque questo va bene, dai. All'esterno di curva 1, fantastico. Andiamo bene. Dai che le gomme si stanno raffreddando.
Partenza non felice. Subito! Siamo calmi ragazzi, la gara è lunga. Porco Dio! Cominciamo già? Rosso? Il motore sembra averne, dai. Dobbiamo approfittare della bagarre, tanto che è così tanto intensa. Ah, tende a portarmi fuori, qua scivola tanto. Guarda un pochino, dai. Tanto che c'è bagarre va bene. Cazzo il comodo? Merda! Allora funziona saltellare, grazie per la spinta! Vediamo che ne ha di più. Ah, tutto il motore Gabriel. Bel trenino questo di bagarre. Merda! Prendo un po' il rettilineo. Mi vanno via perché c'hanno le scie anche. Dai che posso sfruttare la bagarre ancora, come prima, dai. Stessa strategia e ole, e uno fuori! Vai Correlli! Merda puttana! 5-9. Lungo, porca puttana, ti sono invitati la festa anche loro. Non all'interno. Non rompiamoci i maroni. Siamo a metà gara. Grazie. Bump drafting come in NASCAR.
Pronti per i fuochi d'artificio, ragazzi? Dai! Mancano 4 giri alla fine, 3, 5 e 4, buono, dai! Non male! Dai, sotto sterzo! Cazzo vai, bello Dave, ne ha sti motore Guarda come si agganciano. Gira, grazie, l'interno è mio. Dai, push che andiamo a prenderci quel cazzo di podio! Dai, che dietro si stornano! Dai, push! Dai Dave che hai sbagliato, adesso ma ormai è andato Dave, è una questione fra me e te. Ultimo giro, dai, ultima staccata del pettine, può farlo bene, no di più. Scusa. Se non ho penalità, quarto, forse quarto, pensando penalità, forse sono stato un po' troppo aggressivo. Ma che cazzo fai Dave? Devo proprio ammetterlo, per essere stato 2 anni fermo è andata meglio di quanto mi aspettassi. Un quarto posto che per me vale come un podio, visto che comunque i primi 2 erano dei locals, per cui andavano forte a prescindere, e chi è arrivato terzo ne ha approfittato un pelo della bagarre dietro, se no il podio era lì. E qua gli interrogativi mi vengono su. Cosa mi sono perso quando avevo 10 kg in più? Se veramente 10 kg hanno fatto la differenza sia nel mondo rental che nel Brix, adesso a che cosa posso ambire? E aspettate, c'è da dire una cosa, io non ho mai corso qui a Leonato, ho fatto quarto, magari in piste che conosco un po' di più, come Jesolo, la prossima tappa, Big-Karting e il Pordenone, potrebbero venire fuori delle belle soddisfazioni. Io spero che in questa stagione di portare a casa qualche trofeo, perché mi manca portare a casa qualche coppa, voglio rimpinguare la bacheca, voglio togliermi delle soddisfazioni che non mi sono mai potuto permettere per via appunto di quei chili in più che mi portavo dietro, e devo ammettere che come inizio non mi posso lamentare. Voi che dite? Vi aspetto nei commenti. Dal vostro ritrovato e ritornato vado al max in pista in quel del South Garda Karting. Lasciate un like, attivate le notifiche, iscrivetevi al canale, lasciate un hype, mi raccomando, quello è molto importante. E appunto ci vediamo il 18 di aprile a Jesolo per la seconda tappa. Vi lascerò come sempre in descrizione i link a Futura Corse se volete iscrivervi. Flat out, e ci vediamo nei prossimi video.